5 mesi lontano dal parquet, però in conferenza stampa Stefano Gentile ha detto che insomma un po' di competizione a casa ce l'aveva e in più anche una gioia che fra un mese circa, cioè, ti renderà davvero felice al massimo. Ben trovato. Grazie mille, sei sempre, guarda, super attento. Ti dico, sono molto contento di essere tornato, sono molto contento di continuare questa avventura perché anche già l'anno scorso l'abbiamo lasciato un po' in sospeso e quindi è giusto che riprendiamo un po' il filo del discorso. Come dicevi te, la competizione non mi è mancata, ma credo che abbia fatto in modo che comunque io potessi migliorare e arrivare più pronto alla nuova stagione. Maturazione, si parla sempre in questi casi, però cosa vuoi chiedere a un giocatore come te che dovunque sia andato ha lasciato veramente un segno indelebile? Sassari è una di quelle città che ti ha accolto da subito, ti ha sempre rispettato come avversario e oggi che fai parte di questo roster ti idolatra e lo sai meglio di me. Bontà chiaramente della tua natura, della natura dello sportivo per eccellenza. Cosa promettiamo a questo pubblico che dovrà riavvicinarsi suo malgrado dopo questa problematica legata alla pandemia? Promettiamo come sempre il massimo impegno, come sempre il massimo orgoglio di portare i colori della città. Sappiamo benissimo di non rappresentare solamente una città ma un intero popolo, un'intera isola e quando andiamo fuori dall'isola portiamo un po' la cultura e la voglia di imporsi, di primeggiare che comunque fa parte del carattere del popolo sardo. E sicuramente abbiamo questo peso, allo stesso tempo lo facciamo con orgoglio e non vedremo l'ora di rivedere il nostro pubblico numeroso come è stato in tutti gli anni che sono stato qua e in tutti gli anni in cui sono venuto da avversario. E quindi sì dai, non ci abbiamo più niente da aspettare, vogliamo solo ricominciare il prima possibile con il pubblico.